Sembra poca cosa, ma lavarsi le mani nel caso del coronavirus è molto importante. È una raccomandazione assoluta che fanno i medici e invitano a seguire protocolli d'intesa sanitari fissati sia dall'Istituto Superiore alla Sanità che dallo stesso Ministero della Salute e dall'OMS. Da qui un video fatto dal parlamentare Paolo Siani, che è anche un noto pediatra medico, che invita come occorre e sapere anche insegnare ai nostri bambini e non solo a loro come lavarsi bene le mani, che bisogna insomma dedicare un po' di più tempo e farlo accuratamente. Quindi lavarsi le mani spesso è la migliore garanzia, in quanto le nostre mani sono il veicolo attraverso il quale si tocca tutto e non metterle assolutamente in bocca, in quanto può essere una via d'ingresso per l'infezione. Tutti vi stanno dicendo di lavare bene le mani, ma ecco come si lavano bene le mani secondo le regole dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Si apre il rubinetto, si prende un po' di sapone, si passano le mani, si prende l'acqua e si lavano su tutte le parti delle mani, passando tra le dita, tra i pollici, in questo modo. E questa operazione deve durare 40 o 60 secondi. Dite ai vostri bambini che deve durare il tempo di cantare 2 volte tanti auguri a te. Fatta questa operazione dettagliata, precisa, pulendo ogni parte della mano, si comincia a sciacquare precisamente, ma questa adesso è la parte più importante. Non va chiuso il rubinetto con la mano che adesso è pulita, ma si prende un tovagliolino e si chiude il rubinetto in questo modo e poi il tovagliolino viene buttato in un cestino. Questo è il modo preciso per lavare bene le mani e interrompere il passaggio delle infezioni.